Il sindaco si sta comportando con una scorrettezza massima, sta violando palesemente la legge sulla par condicio, sta inaugurando opere quando non si può fare nei 30 giorni antecedenti le elezioni. È una campagna elettorale sempre più al veleno, quella di Mogliano Veneto, dove in gioco c'è la poltrona di sindaco. Dopo la denuncia ai carabinieri contro ignoti per il danneggiamento dei manifesti elettorali lungo via Zermanesa, Davide Bortolato, in corsa per il centrodestra, attacca frontalmente il sindaco uscente Carola Arena con un esposto che contesta la violazione della legge sulla par condicio. Avrebbe usato canali istituzionali per comunicare inaugurazioni di opere fissate appositamente a ridosso del voto, così come la programmazione, dice, di diversi eventi. Prassi diffusa da anni e politicamente trasversale, ma in questo caso è andata oltre la decenza, secondo Bortolato, e contro la norma. È fuori legge e noi questo lo denunceremo al Corecom e all'Agicom, oltre anche al prefetto. C'è questa ansia da conclusione delle opere per far vedere che si fa, con il rischio che i lavori vengano fatti male, in fretta, e infatti stiamo vedendo i cantieri che non vengono fatti nel modo corretto, i lavori non sono fatti a regola d'arte, vengono fatti proprio per far vedere che si fa. Goccia che ha fatto traboccare il vaso l'inaugurazione di qualche giorno fa del parcheggio dietro il distretto sanitario. Con questo esposto, dicono dal centrodestra, Arena non ha più scuse. Ci sono ancora 11 giorni di campagna e vogliamo che venga fatta nella massima correttezza, sicché questo è un avvertimento e un richiamo.